Hanno tentato di entrare? C'era il palo, qui nel giardino, se vuoi venire a vedere, c'è tutta l'erba pestata. La sua abitazione è stata risparmiata solo perché lì c'era chi verificava non ci fossero intralci alla banda in azione. Un vero e proprio raid quello di ieri sera a Campo Croce tra via Rigamonti, Colombo e via Bovo. Il cane si è messo a sbagliare, allora sono a basso, sono in fianco di qua, a casa. E dopo sono avanti, e dopo ho visto delle luci tutti quanti, mi sa, per una parte, per l'altra, e mi sono messo a sigare. E quando ho sigato ho visto queste due persone che si scampavano fuori da casa e uno che gli era sconto da Rio un canceo. E si entrasse lo stesso con l'allarme, io rientrai, dai dentro 2 o 3 minuti praticamente, e dopo ho fatto qui, mi sono messo un sigaro, che è una roba che altra, e ho detto, io corso, che aveva un sacco in mano. Stamattina sono andato a Fonghi, ho trovato a Cassaforte, Verta, in mezzo ai campi qua. Ladri in casa dei vicini perché lui, esasperato, ha deciso di armarsi. Davanti qua abbiamo usato 5 volte i ladri. Adesso abbiamo messo tutti gli allarmi per una parte e per l'altra, mi sono armato una cianta e adesso in qualche modo se posso mi difendo, faccio qualcosa. Chi invece l'allarme non l'ha attivato è la vittima del furto di via Rocco a Roncade. Ieri sera praticamente mi sono entrati scassando la finestra della cucina ed entrando dentro rovistando dappertutto. Mi hanno portato via tanti indumenti, quindi giubbotti, piumini, cose del genere, indumenti da vestire, scarpe da ginnastica, quindi mi fa pensare che siano proprio persone a livello molto molto basso, poveracci sono, insomma, che fanno queste cose qua. Non avevo acceso l'allarme perché mi ero spostato dai miei che abitano lì vicino, proprio a 50 metri, e il tempo proprio di neanche una mezz'ora praticamente.